Amico Robot è proprio il titolo della nostra trasmissione di oggi, perché vogliamo parlare delle macchine, dei robot che potrebbero cambiarci la vita e ci stanno già cambiando la vita. Sono macchine che ci aiutano nella medicina, nella didattica, nelle faccende domestiche, nell'assistenza agli anziani, nell'esplorazione dello spazio, nell'esplorazione anche della Terra. In che misura i nostri fratelli androidi, usiamo questa espressione così, ci sono utili? Quanto potrebbero diventarlo in futuro? Ne parliamo con chi ci lavora già da oggi nella ricerca, nella medicina, e quindi salutiamo subito i nostri ospiti in collegamento dallo studio di Napoli. Bruno Siciliano, presidente della Società Mondiale di Robotica, uno dei maggiori esperti al mondo in questo settore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E nel nostro studio di Roma, qui da noi, invece, è il professor Annibale D'Annibale, responsabile del Dipartimento di Chirurgia Robotica dell'ospedale San Giovanni di Roma. Buongiorno professore, vedremo anche le immagini delle macchine che voi già utilizzate. Poi la nostra collega Claudio Di Giorgio delle Scienze, che ci aiuta anche a inquadrare tutta questa faccenda e questa nuova frontiera della scienza. Prima però vediamo delle tabelle al volo, per capire un po' dove si applicano i robot o robot. Ecco, su questo poi chiederemo anche a Siciliano, come dite voi, robot o robot? Robot, perché deriva dalla lingua slava, robota, che significa lavoro subordinato, lavoro esecutivo, quindi la dizione esatta è robot. Andiamo con robot da qui alla fine della trasmissione, Paolo? Sì, ce lo ricordiamo, perché viene in automatico dire robot, quindi proviamoci. Dai. Vediamo queste tabelle, sono i settori in cui vengono applicate queste macchine complesse. Non so se possiamo vedere le tabelle. Allora, naturalmente nella produzione di automobili c'è già un impiego enorme di robot, nella chimica, nell'elettronica, negli alimentari. Possiamo andare avanti con gli altri settori. Parlavamo proprio della conquista dello spazio. Ci vengono in mente i robot che vanno a esplorare, per esempio, Marte. No, quello è... sta per arrivare tra l'altro il 25 maggio un altro robot della NASA, diciamo che... prima ammonizione, primo cartellino giallo. Aerospazio, nell'esplorazione subacquea naturalmente, ultimo cartello dell'applicazione dei robot, naturalmente l'uso domestico, la riabilitazione e la medicina. E ora ci arriviamo alla medicina. Proprio dalla medicina partiamo con il primo dei nostri servizi video. La nostra Giulia Santerini è andata in uno dei poli di ricerca robotica più avanzati in Italia e forse anche nel mondo, è il Sant'Anna di Pisa. Vediamo questo viaggio all'interno di questo specie di MIT italiano. Vediamo. Pontedera, Polo Sant'Anna Valdera. Ecco il parco scientifico tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna, l'MT italiano. Qui ci sono laboratori di robotica famosi in tutto il mondo. In una struttura che fa tanto United States, a pochi chilometri da Pisa, 140 fra docenti e ricercatori vincono finanziamenti europei miliardari, studiano, inventano e costruiscono. E così sono nati il robot androide badante insieme ai giapponesi, Dustbot, il robottino spazzino per la raccolta differenziata nei centri storici, Tact, giochini con sensori per studiare bimbi con emiplasie o autistici, appena partita la messa a punto della pillola robot per operare senza cicatrici. Una bella scommessa Alfa, il polpo femmina, modella per un robot a 8 tentacoli capaci un giorno di scavare nelle macerie o esplorare i fondali marini o il corpo umano. Ma il progetto più incredibile, forse, è quello nato 8 anni fa e che partirà a giugno, il primo impianto al mondo di una mano robotica Cyberhand, comandata direttamente dal cervello umano. Capo del progetto il direttore della Scuola Sant'Anna, la professoressa Maria Chiara Carrozza, ovvero il rettore più giovane d'Italia. È una macchina pensata per sperimentare protesi intelligenti, cioè protesi che sono comandate direttamente dal cervello tramite interfacce neurali, ed è pensata per connettere il cervello e la mano, cioè il vero controllo della mano artificiale si ottiene quando il controllo è naturale, cioè l'intenzione motoria viene espressa e attuata dalla mano in maniera diretta, e poi quando c'è il ritorno tattile, cioè chi comanda la mano sente le proprietà degli oggetti che vengono in contatto con la mano, quindi l'obiettivo finale è proprio questo. Qual è il punto di contatto tra la macchina e il comando che arriva dal cervello?
sui nervi del sistema nervoso periferico impiantiamo dei microelettrodi che servono per leggere i segnali, quindi efferenti, quindi i comandi che discendono dal cervello e che sono collegati al comando motorio che il soggetto vuole esprimere, vengono interpretati da un chip che viene impiantato e spediti alla mano che poi esegue il comando. Quante cose sa fare la sua mano? La nostra mano è capace di fare molte prese. Le prese sono collegate agli oggetti, per esempio la carta di credito o il disco, il CD-ROM si prendono con una presa che si chiama laterale, in cui il pollice si appoggia così. La penna si prende con una presa diagonale, poi c'è la presa palmare in cui si offre un oggetto, diciamo una sfera per esempio con tutto il palmo della mano, oppure la presa cilindrica che è quella del bicchiere. Allora queste sono tutte varietà di presa che si fanno con l'opposizione del pollice, servono molti gradi di libertà, la mano naturale ne ha 22, c'è chi dice 23, ma insomma ha molti varietà di movimento. Riuscire a farle tutti questi movimenti è veramente complicato e la nostra mano ne fa alcuni, quelli fondamentali. Cosa non riesce a fare, le piacerebbe riuscire a inserire nei suoi movimenti? Cosa non riesce a fare? Non riesce per esempio a fare quei movimenti fini che sono necessari per cucire o per fare manipolazioni, diciamo, fini. Ma lei che è una fisica, come le è venuta questo amore per il robot? Mi è venuto perché a me piace l'idea di sviluppare qualcosa di utile. In questo campo si può vedere tutto nell'arco di una vita professionale, il concepimento di un'idea ma anche l'utilizzo nella pratica clinica e quindi ero interessata a questo principalmente. Direttore, lei è un po' il papà di tutti i robot i robot che vengono prodotti qui. Quali sono poi le implicazioni di questo contatto fra la mente che comanda e la macchina che in fondo risponde, interpreta e agisce? Prima di tutto la mano è una protesi, quindi è un sostituto di una mano che sia stata ad esempio persa per eventi traumatici. Però allora la mano è anche un pezzo di robot attaccato a una persona, concettualmente. Noi abbiamo degli obiettivi che sono principalmente applicativi, cioè la nostra scuola è una scuola di ingegneri, tuttavia è chiaro che vi sono numerose implicazioni di tipo filosofico, uno potrebbe anche dire etico, in questa connessione stretta fra macchina e essere vivente. Noi tendiamo a interpretarla soprattutto a livello, come dire, utilitaristico nel senso buono del termine. Ci sono persone disabili, ci sono persone anziane che hanno bisogno di essere aiutate e i robot sono delle macchine che principalmente svolgeranno questo compito. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo visto delle cose Belle. veramente avanzate, quella mano è qualcosa di incredibile che non conoscevamo. Allora, Bruno Siciliano, siamo così avanti e quali sono i prossimi passi? Ma il settore della robotica negli ultimi 20 anni ha avuto uno sviluppo con un gradiente molto elevato. Si è passati dalle applicazioni di tipo industriale, quelle nel settore manifatturiero, alle applicazioni della cosiddetta robotica di servizio. Quello a cui facevano menzione i miei colleghi del Sant'Anna di Pisa è uno scenario in cui il robot interagisce con un ambiente a scarso livello di strutturazione, cioè un ambiente che deve sentire, che deve sondare. E quindi diciamo, si è passato dal settore della robotica industriale verso il cosiddetto settore della robotica di servizio, in cui l'attenzione particolare dei ricercatori è stata posta su quelli che sono i problemi di interazione tra robot e esseri umani, cioè sono robot che operano in ambienti cosiddetti antropici, in cui è prevista una stretta interazione tra le macchine e gli esseri umani. In questo caso poi in questo esperimento del Sant'Anna ci sarebbe un'interazione proprio all'interno dello stesso corpo del paziente, perché in realtà la mano verrebbe mossa dal cervello del paziente, quindi anche i nervi, le terminazioni nervose sono in comunicazione tra la parte artificiale e la parte naturale. Assolutamente, diciamo che la scommessa, l'obiettivo è quello di pervenire a un coordinamento sensomotorio, cioè di attuare dei movimenti e di sentire, avere quel ritorno tattile e quel senso proprio di immersione da parte, pensando a un chirurgo che deve operare, quel senso di immersione che si ha con interfacce cosiddette aptiche, che danno un ritorno in termini tecnici di tipo cinestetico, nel senso sia con la localizzazione della posizione che con il senso di ritorno della forza.
L'obiettivo è quello di pervenire a una fusione sensoriale che come avviene nel meccanismo del cervello umano, cioè il nostro cervello è in grado di orientare gli impulsi di stimoli neurali facendo in continuazione una fusione tra le diverse informazioni sensoriali a disposizione. E quindi è chiaro che la robotica richiede grossa interazione non solo tra i tecnici, gli ingegneri, ma anche con fisici, con biologi, con biomeccanici. Addirittura ci sono poi dei risvolti di tipo sociale, di tipo etico, riguardo all'accettabilità di queste macchine in ambienti coabitati dagli esseri umani. Allora, professor D'Annibale, quanto sono usati già adesso in medicina queste macchine robotiche che aiutano appunto? Allora, per quello che riguarda le applicazioni del robot o robot in medicina, chiaramente dobbiamo arrivare alla fine del secolo scorso per cominciare a vedere qualcosa veramente applicato. Abbiamo visto che per esempio in campo della radioterapia ci sono delle macchine come il CyberKnife, che è una tecnologia altamente avanzata che consente una radioterapia estremamente precisa. Si chiama CyberKnife, cioè praticamente un coltello così cibernetico, ecco, che consente praticamente una radioterapia estremamente precisa e con delle potenze talmente importanti senza andare a ledere tessuti circostanti. Questa è una tecnologia particolarmente costosa ed ha già delle applicazioni cliniche che sono già in funzione da almeno una decina d'anni o poco meno. Per quello che riguarda la chirurgia, sono un chirurgo, noi siamo stati, diciamo, se vogliamo, i più conservatori di tutti, nel senso che le nostre mani le abbiamo messe dentro la pancia per tantissimi anni. Voi chirurghi? Noi chirurghi in genere. E quindi noi abbiamo visto cambiare la nostra vita con l'avvento della chirurgia mini-invasiva e non posso non fare questa premessa perché è importantissima, perché la chirurgia mini-invasiva consente praticamente di operare i pazienti con gli stessi interventi. Qui stiamo vedendo immagini proprio della sua equipe al lavoro all'ospedale San Giovanni. Laparoscopia, cosa vuol dire? Laparoscopia vuol dire attraverso una scopia all'interno dell'addome, cioè quindi mettendo una telecamera all'interno dell'addome, noi riproduciamo gli stessi interventi che abbiamo fatto per 100 anni e quindi a cielo aperto. Cioè non è che facciamo degli interventi diversi, riproduciamo lo stesso intervento. Il vantaggio è che i pazienti hanno delle piccole incisioni e quindi hanno una ripresa post-operatoria notevole, con possibilità anche di poter operare pazienti che oggi vengono esclusi dalla chirurgia, gli anziani. Quindi in una popolazione che invecchia, la chirurgia mini-invasiva diciamo che è una chirurgia che si rivolge soprattutto agli anziani e ai pazienti ad alto rischio. Per non parlare poi di fenomeni estetici o altre cose che sono di meno, diciamo, meno importanti dal punto di vista della medicina, ma che comunque hanno un loro valore. Quindi la chirurgia mini-invasiva ci ha condotto a operare pazienti in questo modo e alla fine del secolo scorso si è affacciato anche in chirurgia a una tecnologia robotizzata che per la verità è un telerobot, perché non è un robot che si muove da solo con un comando preordinato, ma è una tecnologia che viene guidata dalle mani del chirurgo. Cioè il chirurgo a questo punto sta davanti a un terminale? Esatto, sì, il chirurgo sta davanti a un terminale, lavora con 4 braccia anziché con 2, quindi ha il controllo di 4 braccia, quindi raddoppia le sue performance e soprattutto consente di avere una visione tridimensionale e un'articolazione strumentale che in chirurgia tradizionale non esiste, perché anche a cielo aperto non esistono strumenti che si articolano, non esistono strumenti che praticamente talmente miniaturizzati che permettono di lavorare in recessi, in piccoli spazi estremamente limitati, facendo degli interventi estremamente sofisticati. E andando anche proprio sul punto giusto, in modo preciso, assoluto. Rimozione di cellule tumorali. Cellule tumorali, radicalità oncologiche importanti, ma soprattutto consente di fare una chirurgia perfetta. Cosa voglio dire? Siccome si lavora con una telecamera, se si lavora in un campo operatorio sporco intendo con sangue o con secrezioni, praticamente è una chirurgia che non può essere fatta, mentre questa chirurgia deve assolutamente rispettare la tecnica e l'anatomia. Rispettando tecnica e anatomia, il risultato successivo è quello di minori complicanze e maggiore performance.
Sì, avevo una domanda. Per i farmaci esiste tutto un processo consolidato di sperimentazione, trials clinici, prima, seconda, terza fase, prima che arrivino sul mercato. Per questo tipo invece di macchine così avanzate, qual è il percorso? C'è un'autorizzazione? Prima che questi oggetti ci arrivino? Allora, questa tecnologia viene da uno studio che è nato grosso modo all'inizio degli anni '80, studio NASA, passato poi nelle mani dell'esercito statunitense per poter operare i propri soldati sui campi di guerra e tenere a casa i chirurghi bravi, in modo da non essere sottoposti al rischio della guerra stessa. Poi questa cosa qui, per questioni satellitari, visto che c'è un lasso di tempo di circa un secondo, non consentiva un lavoro estremamente preciso, perché c'è questa discrepanza, ma non ultimo quello delle interferenze satellitari del nemico di guerra. Quindi questo progetto militare è passato nel mondo civile. Ecco, da quando è passato nel mondo civile, ovviamente si è rivolto a quei chirurghi che già facevano chirurgia mini-invasiva, e quindi i chirurghi di chirurgia mini-invasiva che hanno avuto questa tecnologia hanno dovuto praticamente applicare questa nuova tecnologia a quelle che erano le tecniche mini-invasive. Nella prima fase è stata chiaramente una fase sperimentale, perché a solo alcuni centri al mondo, tra questi ci siamo anche noi, che io ho cominciato a Padova a fare questa attività circa nel 2001, abbiamo riprogettato e rifatto tutti gli interventi in maniera sperimentale, prima sui simulatori e poi sui pazienti, con un consenso. Poi si sono creati dei veri e propri centri di addestramento che oggi sono strutturati. Per esempio, io sono un medico ospedaliero, non sono un medico universitario. La COI, che è l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, ha costituito una scuola dove in questa scuola si apprende, ci sono i maiali per poter utilizzare, per poi passare a una fase di applicazione dove il tutore va con il chirurgo che affronta la nuova tecnica, e quindi aiuta il neoallievo, che spesso magari è anche un chirurgo molto esperto e magari più anziano, e quindi viene seguito. Quindi c'è un progetto che è iniziato all'inizio con una fase sperimentale, ma oggi ha delle applicazioni, quindi c'è una specie di certificazione da parte di una scuola. Bruno Siciliano, è interessante questo riferimento alla NASA, poi chiederemo anche a Claudio Di Giorgio. È così, cioè veramente ci sono molti progetti di questo tipo nella robotica che iniziano con un uso militare, oppure questa è una cosa che succedeva più qualche decennio fa, ora di meno? Chi è che investe di più in questo tipo di progetti? Ma bisogna differenziare tra quello che è lo stato della ricerca negli Stati Uniti e in Europa oppure nei paesi asiatici, quindi parlo del Giappone e della Corea. Tradizionalmente la ricerca di punta negli Stati Uniti è sempre stata finalizzata per applicazioni militari. Se pensiamo a quello che ha avuto una grossa eco in campo mediatico, quella che è stata il Grand Challenge, cioè la competizione tra i veicoli a guida automatica che hanno percorso un itinerario nel deserto dell'Arizona 2 anni fa, che ha avuto una grossa enfasi, perché è il sogno di avere di riprodurre il carro armato automatico in uno scenario militare, è stato finanziato dal Dipartimento della Difesa americana, dal DARPA. In Europa e in Giappone la situazione è senz'altro differente, perché in Europa siamo molto più attenti agli aspetti sociali della robotica. Fortunatamente abbiamo, la robotica gioca un ruolo centrale, ha giocato un ruolo centrale nell'ambito del 6º programma quadro della comunità, e lo sta giocando ancora in maniera più veemente nell'ambito del 7º programma quadro, che è cominciato nel 2007, e ci sono diversi progetti di robotica di servizio che portano a un'utilità sociale che è decisamente distaccata da quelli che possono essere scenari spaziali di difesa o scenari militari. Infine in Giappone e in Corea si investe molto sulla robotica cosiddetta umanoide, anche per questioni di natura forse sociale, religiosa, perché come anche nella religione shintoista, i giapponesi tendono a vedere la macchina come
il clone dell'uomo, cioè la macchina per essere accettata dall'uomo deve avere una forma antropomorfa e del tutto simile a un umanoide, a un androide. Per cui ci sono grossi programmi sugli ambienti intelligenti, sulle cosiddette case abitazioni domotiche, quindi diciamo, c'è grosso interesse nel realizzare degli androidi, degli umanoidi che possano coabitare gli spazi degli esseri umani. Sì, questo è l'aspetto a volte un po' inquietante, no? di tutta questa parte. Devo dire che svegliarmi con uno che mi porta il caffè, che è una macchina, forse... Io lo trovo un'idea fantastica. Lo trovo un'idea fantastica. Assolutamente. E non ti inquieta? No, perlomeno, dipende dalla forma. Chiedere ancora una cosa, proprio lo chiedo anche a te, perché in realtà queste cose le conosci benissimo. Nelle ultime guerre, parlando appunto del passaggio dal militare poi al civile, sono sviluppati per esempio gli aerei senza pilota, o da ricognizione o addirittura d'attacco, che vengono usati in Iraq, che vengono usati in Afghanistan in questo momento. Questi studi e queste ricerche hanno portato quindi grandissimo beneficio poi anche alla ricerca in campo civile, immagino. Ma dipende. Oppure il professore parlava di una caratteristica specifica degli Stati Uniti, in cui gran parte della ricerca in generale ha questa o un'origine o comunque una grossa, diciamo, dialettica tra il civile e il militare. Per cui spesso succedono tutte e due le cose, nel senso che nella gran parte dei casi in realtà si comincia dal militare e poi la ricaduta, la tecnologia invecchia un po' e quindi magari viene trasferita al civile. Il caso dello spazio è un po' diverso perché lì ci sono, diciamo, delle esigenze che sono nate facendo la corsa allo spazio, che aveva, diciamo, ragioni militari ma di tipo politico-militare, esigenze che si sono scoperte in sede spaziale e che poi i militari hanno detto ci piace. Lo shuttle stesso è stato un progetto che a un certo punto avrebbe potuto passare sul militare. È uno dei grandi problemi della ricerca scientifica e tecnologica oggi. Chi lo deve promuovere? Il militare? La difesa dell'ambiente? Il problema dell'energia? Diciamo che è una situazione molto dinamica. Nella robotica ovviamente se ne vedono molto bene gli elementi. Come diceva il professore, si comincia pensando alla telemedicina sul campo di battaglia, si scoprono alcune banalità, tipo che appena ti interferiscono col segnale satellite tu ti perdi completamente vittima e medico, e abbiamo adesso nei nostri ospedali che tutto sommato non è un cattivo percorso. Una domanda quasi tra parentesi, però alla fine nello stadio in cui siamo l'errore resta sempre un errore umano, cioè di chi muove la macchina di per sé non commette errori se non in base all'impulso dato all'uomo. Certo, assolutamente sì, al momento parlo infatti di telerobot e non di robot, perché proprio è la mano che la muove. In un futuro la ricostruzione tridimensionale, offerta da TAC spirali e opportuni software potrebbero addirittura far programmare l'intervento sul paziente direttamente dalla macchina. Ovviamente questo qui sicuramente sarà una cosa che nell'arco di una decina d'anni sarà possibile, perché la robotica chiaramente non si ferma. Claudio, tu segui il settore aerospaziale da tanto tempo, quindi immagino che avrai anche visto come le tecnologie cambiano di anno in anno. No, sinceramente nel campo spaziale i robot che vanno su Marte sono un po' meno meravigliosi degli oggetti che abbiamo visto, che il professore usa. Anche se ci sembrano più... Perché sono in realtà macchine, una missione spaziale viene progettata prima, il robot viene costruito prima e quando arriva i suoi contemporanei a terra sono molto più avanzati. Inoltre i robot hanno il difetto fondamentale di essere dei robot e quindi di non essere in grado di prendere decisioni, di fare analisi al di là di quello che il loro progettatore all'inizio ha pensato
come possibile. Il robot non dice Houston, abbiamo un problema. Non dice Houston, abbiamo un problema, soprattutto non dice Houston, ho visto una cosa laggiù, secondo me è questo, insomma i robot sono estremamente utili in campo spaziale, ma sono ben lontani dal poter sostituire l'essere umano. In realtà costerebbe molto meno mandare 3 persone su Marte che non mandarci 15 missioni con tanti robot che via via fanno il lavoro che appunto 3 persone farebbero se si superassero altri problemi di altra natura. Professor Siciliano, in questo senso abbiamo tanti film di fantascienza ci hanno parlato dell'intelligenza artificiale, mi ricordo quello di Spielberg bellissimo. Si può parlare di intelligenza dei robot? A che punto siamo? Siamo lontani solamente dal pensare che un robot possa solo avvicinarsi naturalmente alle caratteristiche dell'intelligenza umana, ad esempio, immagino dal punto di vista per esempio dell'autoapprendimento, ma lì che passi si stanno facendo? Ma sull'autoapprendimento diciamo, ci sono grossi passi nel campo diciamo, delle cosiddette reti neurali e delle tecniche di apprendimento, ovvero il robot, per esempio c'è un nostro collega giapponese che ha sviluppato un robot ballerino che è destinato a diventare il custode della tradizione della danza diciamo, classica giapponese. Bene, in quel contesto il robot impara i movimenti della danza dai maestri esperti del settore ed è in grado non solo di riprodurli ma di tramandare queste tradizioni e soprattutto è in grado anche di, con un minimo di autonomia, di creare dei nuovi passi di danza, andando a consultare quella che è la sua base dei dati che ha appreso e quindi proponendosi come una macchina diciamo, creativa. Secondo me una delle scommesse di quello che diciamo, quando è che i robot saranno perfettamente integrati nei nostri ambienti, nella nostra società. Ora attualmente noi non facciamo più caso alla presenza di uno di questi oggetti che è di fronte a me in streaming, diciamo, di un calcolatore, di un laptop, perché è perfettamente integrato nelle nostre case, nei nostri ambienti. La scommessa di qui al 2035 è quello che la robotica possa portare a diventi una tecnologia talmente pervasiva che alla fine non faremo più caso al fatto che in un nostro ambiente, in una nostra casa ci sia o meno un oggetto che chiameremo robot. Ed è chiaro che questo poi richiede a noi ricercatori di affrontare tutti quegli aspetti legati alla sicurezza e alla affidabilità nell'interazione tra robot e esseri umani. È chiaro che il campo chirurgico è quello che fa un attimo un po' la punta dell'iceberg, perché è chiaro che la precisione dello strumento chirurgico robotizzato che deve essere operato dal chirurgo si deve anche accompagnare a un'assoluta sicurezza per evitare che seppure in uno scenario minimamente invasivo si possano creare danni o nel momento in cui con un'oscopia io penso di rimuovere una formazione neoplastica, è chiaro che ho bisogno del massimo ritorno sensoriale e di avere l'assoluta certezza di poter rimuovere la formazione. Bene, tutte queste problematiche dovranno essere estese a uno scenario più vasto che vede il robot interagire in maniera più intelligente possibile, più reattiva possibile, sino ad essere perfettamente integrato in uno scenario con altre macchine e con esseri umani. Insomma, dice giustamente il professor Siciliano, poi non ci renderemo nemmeno conto di avere dei robot accanto. Sicuramente anche a scuola incominciano a avere a che fare con i robot. Ci sono dei progetti molto interessanti di didattica nelle scuole italiane. La nostra Silvia Garone è andata a vedere ieri al Campidoglio, dove centinaia di ragazzi hanno portato le loro invenzioni, i loro robot, che addirittura si sfidano tra di loro. Vediamo il servizio. Eccoci alla Rome Cup 2008. In Campidoglio tornano i robot e tanti ragazzi. Almeno 300 impegnati nelle sfide dei robot costruiti e programmati da loro stessi.
In gara nelle sale del Campidoglio i progetti pilota nati tra i banchi di scuola di tutto il mondo, nel workshop esperti e confronto per una metodologia europea di robodidattica. Il futuro prossimo della scuola, giurano gli esperti, comincia da qui. Questa è una nuova disciplina. Oggi per insegnare matematica, fisica, elettronica si possono usare anche i robot e secondo me le scuole devono e possono farlo. From Poland. you like it? Yes, it's quite fun. Sono un insegnante dell'Ipsia Leonardo da Vinci di Arcidosso. Stiamo mettendo a punto i nostri robot calciatori per adeguarli alla luce ambiente molto forte che c'è in questa sala. Quindi facciamo una piccola modifica al volo al software per adattarli. Ma senta, è complicato? Abbastanza, bisogna lavorarci parecchio tutto l'anno e averci pazienza. Senta, lei come insegnante trova soddisfazione in questa attività sui robot? Sì, trovo molto soddisfacente, soprattutto perché vedo che i ragazzi si entusiasmano, lavorano più volentieri ed è una bella soddisfazione. Andiamo in giro, abbiamo fatto gare un po' in tutta Europa, in Olanda, in Germania, e li ho sempre visti impegnarsi molto. Perché siete qua? Per proporre il nostro progetto Roberta, che di là c'è un cartellone con dei fiori disegnati e il nostro robot è una farfalla che deve seguire tutti questi fiori. E niente, abbiamo cominciato da poco, siamo un gruppo di ragazze e visto che la nostra scuola ha poche ragazze è per incitare le ragazze a venire al nostro istituto. Sì, è divertente, stiamo tutte quante femmine insieme, quindi è bello. Ma è complicato? No, è facile. Cioè cosa fate? Mettiamo insieme dei robot o dei Lego e niente, poi facciamo i robot, è semplice. State facendo? Stiamo caricando la batteria al nostro esploratore Junior. In poche parole, il suo compito è quello di cercare delle luci e con questi fotosensori deve ritrovarli. Insomma, vi vedo che vi divertite. Sì, divertente sì, un po' impegnativo però divertente. Meno male che ho trovato uno che dice che è impegnativo. Cioè, mi spiegate quanto è complicato il lavoro di programmare questi robot? Più che complicato è un lavoro lungo. Calcola che noi è da settembre che stiamo sul robottino. La programmazione ci abbiamo messo un attimo. Proprio la costruzione, l'assemblaggio dei vari componenti e fare, in poche parole, gestirli col programma. Questa è stata la parte un po' più lunga e complessa. Primo maresciallo Maiolo, faccio parte del 17° stormo dell'aeronautica militare. Usate i robot anche per togliere le mine che farebbero saltare in aria un uomo, una persona o no? Non propriamente, non vengono utilizzati per sminare i campi minati, ma se una mina è posizionata in un posto pericoloso ha la capacità per poter essere rimossa in sicurezza senza che l'intervento umano sia in prima persona. Vi è piaciuto? Sì, molto. È utile secondo voi? Sì, anche per trovare, sì. Per non rischiare le gambe? La vita, certo. Ma voi siete qua con una vostra attività o dei vostri robot o solo per vedere? No, siamo con la scuola. Che scuola? Allora, ci sono alcuni di scuola media di Cesano e alcuni di scuola elementare di Cesano. In questo caso il robot esegue la registrazione di un oggetto e in seguito lo segue. E in questo caso abbiamo fatto registrare la mano e seguirà qualsiasi tipo di mano. Io sono un ingegnere di scuola di robotica e scuola di robotica si occupa da anni di robotica educativa, di introdurre cioè la robotica nella scuola come strumento didattico. Progetto Roberta, cosa di speciale? Roberta è un progetto che prevede questa introduzione nella scuola con un particolare attenzione all'apprendimento femminile della scienza e della tecnologia. Sono solo 5 incontri che hanno fatto le ragazze perché il progetto Roberta è iniziato da pochissimo. Quindi le ragazze pensavamo di non venire, poi all'ultimo momento ho detto vabbè comunque partecipiamo, quindi sono proprio alle prime armi, sono neofiti, non ballano i robot, dovrebbero seguire questa linea nera e suonare e fermarsi sui fiori. Vorrei tornare un momento al nostro studio di Napoli per fare una domanda al professor Siciliano a proposito di quello che ha detto prima sul robot e la danza, dicendo che a un certo punto
potrebbe accadere che il robot appunto inventi dei nuovi passi, ma come fa se non è programmato? Cioè la mia ignoranza in materia mi porta a pensare, fa quello per il quale è stato programmato, per le cose per le quali è stato programmato, non può fare cose al di là della programmazione, o mi sbaglio? È un po' il discorso anche del calcolatore, nel senso che diciamo, l'estrema potenzialità di questi strumenti, è chiaro che alla base c'è sempre la programmazione di chi realizza l'hardware della macchina e di chi programma il software, però le capacità di andare a relazionare dei dati in tempi che magari per il cervello umano sarebbero come dire, inconcepibili o comunque molto difficili da attuare, consentirebbe in quel caso alla macchina di diciamo, legare alcune informazioni e di coniugarle in maniera tale da assumere un atteggiamento creativo. È ovvio che alla base c'è sempre chi ha realizzato, è un po' anche, pensiamo per esempio al robot che gioca una partita a scacchi con un esperto mondiale. Esattamente quello di cui parlavamo prima in studio qui a Roma mentre c'era servizio, esatto, sì. In quel caso, cioè, perché la macchina potrebbe un giorno, o comunque potrebbe diciamo, sconfiggere la persona più intelligente, la persona più capace di questo mondo appunto nel campo degli scacchi? È chiaro che in qualche modo cioè, si sfrutta l'elevata potenzialità e il fatto che il robot può immagazzinare una massa, una mole di dati sensoriali decisamente maggiori a quelle del cervello umano. E quindi se si dota la macchina di algoritmi cosiddetti evolutivi, di algoritmi intelligenti, la macchina può arrivare diciamo, ad avere delle capacità superumane. Ed è chiaro che qua poi nascono delle considerazioni di carattere etico, perché nel momento in cui io accetto che la macchina possa diciamo, avere delle capacità superiori all'essere umano, cioè, questo mi sta bene? Questo diciamo, potrebbe provocare una certa angoscia e secondo me poi lo sforzo che i colleghi di Genova della scuola di robotica e tanti altri stanno facendo nell'infondere la cultura robotica a partire proprio dalle scuole elementari è molto importante, perché in qualche modo bisogna cercare di preparare quelli che saranno i giovani del futuro a un ambiente, uno scenario in cui la tecnologia avrà un carattere sempre più pervasivo, per così dire, e è importante cominciare dalle elementari, assolutamente. Il riferimento all'etica è molto importante, anche perché nel caso di quella mano che abbiamo visto all'inizio della trasmissione che stanno preparando al Sant'Anna di Pisa, c'è un interessamento anche del Comitato di Bioetica su questo, perché si possono porre dei problemi già nel momento in cui abbiamo un corpo umano che ha una parte, diciamo, artificiale. Però questo è comunque un punto già da affrontare anche in questa fase così preliminare in cui non siamo certo ai robot di Asimov. Io trovo molto interessante che la comunità della robotica si sia posta così preliminarmente il problema dell'impatto con la società, perché intanto appunto è interessante perché alcune lezioni del passato evidentemente sono state correttamente apprese, ma anche perché il professore diceva è importante spiegare ai bambini fin da piccoli. In realtà i bambini fin da piccoli hanno già un'immagine dei robot, perché intorno ai robot, ai cyborg eccetera esiste una cultura popolare che veramente tocca tutti i livelli di età e tutti i tipi di media, e quindi si tratta, credo, di intervenire a correggere, a integrare, a far conoscere su oggetti che fanno parte dell'immaginario dei bambini di oggi come non mai, nelle forme e nei modi che sono veramente i più diversi. Cioè noi ci accontentavamo di Asimov, di leggere, poi siamo arrivati ai film. Oggi per un qualsiasi bambino il robot è una cosa molto precisa, ed è bene che quindi chi ci lavora nella ricerca si impegni a fargli anche vedere e discutere dei robot veri e non soltanto quelli per dire gli anime. Ecco. Posso farti una domanda di
trash veramente, cioè, si dice, da ignorante totale, si dice che la macchina si rende conto di quando qualcuno non ha fiducia nella macchina, per cui certe volte la macchina ti risponde, la macchina devo dire, parliamo di un banale telefonino piuttosto che di un terminale e tutto quanto. In realtà credo che sia il fatto che quando qualcuno non ha un buon rapporto con la macchina fa molti errori probabilmente, ma ci può essere questo aspetto fantascientifico di antipatia. Io parlo normalmente col mio computer, come credo molti di noi. Tu parli col tuo computer, tu gli lanci degli insulti, però questo in realtà ci dice molto su di noi, non sulla macchina. Noi tendiamo, e questo è uno dei problemi che sono affrontati in robotica, noi tendiamo a stabilire un rapporto con gli oggetti che ci sono molto vicini, e a un certo punto li dimentichiamo, diventa una cosa un po' totemica. Siamo noi che attribuiamo alla macchina una somiglianza con noi stessi. Questo però vuol dire, dal punto di vista dei robot del domani, che una disponibilità dell'essere umano ad avere a che fare con il non umano, purché si comporti come deve naturalmente, esiste già, è innata, e si vede anche nel momento, voglio dire, io litigo col computer, ma si può litigare con la propria automobile, con la lavatrice, insomma, con gli oggetti. Noi abbiamo sempre avuto come esseri umani una tendenza a attribuire loro un pochino di animo. Mi fa piacere che tu parli col computer, perché io lo maledico ogni giorno che molto diffusa l'abitudine. Mi crea un sacco di problemi a volte che non dovrebbe, ecco, vabbè. So se anche Bruno Siciliano, che insomma... lei cosa ne pensa, professor Siciliano? Ci può essere un'antipatia verso... No, mi sovviene in mente la famosa scena, la famosa sequenza del film di De Crescenzo, in cui di fronte alla lavatrice c'è questa imprecazione molto, molto colorita, in cui diciamo, la persona dice: il detersivo l'ho messo, il programma l'ho impostato, il manico della tiella, della pentola che dava fastidio, diciamo, te l'ho spostato, no, perché non funziona, diciamo, la lavastoviglie? È chiaro che sì, questo rapporto proprio, diciamo, simbiotico che si viene a stabilire con la macchina è un qualche cosa che è assolutamente vero. Tornando al discorso dei bambini, la scommessa è che, così come mio figlio prende in mano il cellulare di ultima generazione senza assolutamente consultare il manuale, è in grado di utilizzarlo e di capire il funzionamento, il problema, questo ne faceva menzione anche uno dei ragazzi intervistato alla competizione Roberta al Campidoglio, la scommessa è quella di rendere queste macchine assolutamente intuitive nel loro uso, nel senso che, ed è per questo che bisogna cominciare, diciamo, dai bambini, dalle scuole, nel senso che l'utente può diciamo, in maniera intuitiva capire il funzionamento della macchina senza stare, così come facciamo ora noi, a scrivere centinaia, migliaia di linee di codice di programma. Quindi, diciamo, il robot del futuro sarà un robot che quasi a livello, diciamo, di cyborg, che potrà essere utilizzato e programmato, diciamo, secondo un linguaggio e un'interazione del tutto naturale. Ci siamo oltre 2 minuti rispetto al nostro tempo, il tempo consentitoci. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, a cominciare da Bruno Siciliano a Napoli, Cato Di Giorgio, professor D'Annibale, buon lavoro a tutti quanti. Tra l'altro, dopo la pubblicità partiremo con i servizi della seconda ora. Il primo sarà proprio una giornata che abbiamo passato insieme, Repubblica TV ha passato insieme a Oscar Pistorius, il velocista che appunto ha 2 protesi. E lì ci si pone il problema anche lì dell'interazione tra un fisico disabile e non è un robot, ma sono delle protesi che però sono sempre più efficaci perché sono sempre fatte con materiali sempre migliori, quindi anche lì c'è un problema che, come sapete, si pone perché a lui è stato vietato di andare alle Olimpiadi. Ma vedremo quando a finire questa storia. Intanto non ci avrebbe neppure il minimo, quindi per non avrebbe neppure il minimo, comunque potrebbe neppure dal punto di vista formale partecipare. Grazie a tutti, pubblicità e poi dopo una giornata con Oscar Pistorius.